Allora, signor Samsi, lei si è aggiudicato l'uovo che è stato messo in asta dal presidente Zaia della regione Veneto. Come è venuto a sapere di quest'asta? Ma questo molto semplice, una sera che stavamo guardando la conferenza stampa di presidente Luca Zaia con mia figlia che ha 5 anni, ha visto l'uovo gigante, no? Allora mi ha chiesto di comprare perché lei giustamente essendo piccola non si rende conto della situazione che viviamo oggi. Io già avevo in mente di fare una donazione, come non è la prima donazione che facciamo con le ultime catastrofi che sono successe nel Veneto. E allora a questo punto ho pensato di comprare l'uovo. Cosa ne farà di quest'uovo? Lo donerà a sua figlia? Ma questo uovo qua penso penso di sì perché lei mi ha spinto di comprare e donerò a lei e speriamo che venga fuori una bella sorpresa da dentro l'uovo. Ha dovuto combattere per aggiudicarsi l'asta oppure è stata la sua No, unica offerta? assolutamente, io a dire la verità non sapevo neanche a che cifra sono arrivati con l'asta, cioè io ho fatto la mia proposta, questi erano i soldi che volevo donare, i 30.000, ho fatto direttamente 30.000 euro. Vuole dare un messaggio, lei oltretutto è a metà tra due nazionalità diverse, quella macedone e quella italiana, lei è italiano, ma c'è un messaggio che vuole dare a tutti gli italiani. Ma io quello che vorrei dire, prima di tutto vorrei ringraziare tutta l'Italia, dopodiché la Regione Veneto e i veneziani, che mi hanno accolto come loro fratello negli anni 90, quando io sono arrivato prima volta in Italia. Non mi sono mai sentito un straniero, mi sono sempre sentito un italiano dal primo giorno e mi hanno aiutato tantissimo, ci hanno creduto in me, per questo voglio ringraziare tutti e questo è una cosa che mi sono sentito il dovere di ricambiare quello che hanno fatto loro per me. Questo uovo può essere il simbolo di una speranza che prenderà vita in futuro. Ma io penso di sì, perché noi, dico noi italiani, perché mi sento italiano, siamo forti, viviamo su un bellissimo paese. E penso che questo sarà una lezione per un piccolo periodo che dopo riprenderemo più forti. E quello che vorrei dire è che non dobbiamo perdere la speranza e la voglia di ritornare alla normalità e siamo sicuri che ritorneremo alla normalità e ripartiamo da zero con una pagina bianca.